La visita del presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, a Trieste, in particolare in quella che era l'area a caldo della Ferriera. L'ex presidente del Consiglio in serata sarà ospite della CGIL in un evento organizzato sul tema del lavoro. Il servizio è di Andrea Saule. A 5 anni dalla chiusura della Ferriera di Servola, con la riconversione a laminatoio dell'area a caldo, appoggiata dal suo governo e fortemente voluta tra gli altri dall'allora ministro triestino Stefano Patuanelli, l'ex premier e presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte visita l'area riqualificata e si ferma con gli operai. L'accordo di programma per la Ferriera è stato un esempio di rigenerazione industriale, non si è perso nemmeno un posto di lavoro, tutelando occupazione e salute, ha detto, parlando di modello che avrebbe potuto essere esportato altrove. Conte, che ha successivamente inaugurato la nuova sede del movimento locale in via Gambini, si è soffermato anche sulla questione del terzo mandato per la presidenza delle regioni. Per il Movimento 5 Stelle è importante non creare nelle istituzioni pubbliche dei radicamenti che possano veramente cristallizzare il potere. Dopo 2 turni di mandato crediamo che sia giusto un'alternanza, una rotazione. La maggioranza sta litigando su questo, ma non è una partita che ci appassiona, ha concluso, prima di ribadire il suo no ai programmi di riarmo europei e alla posizione del governo Meloni a riguardo. Conte ha inoltre negato la presenza di frizioni locali nel suo partito, specie con l'ala pordenonese.